guardie, guardami così oggi e così ieri. E guardiere sta città, tutta Napoli da cantare, e guardiere sta città, tutta Napoli da cantare. So chiede musica, chiede Mario, cosa hai fatto? Chi è quest'uomo? Perché l'hai ucciso? Io? Ma cosa dici? Neanche lo conosco. E perché si trova qui? Vincenzo, tu lo conosci quest'uomo? Mai visto. Sentite, bisogna avvisare la polizia. E come farai a giustificare la presenza di quest'uomo ucciso? Faranno le indagini, scopriranno il colpevole. Ma intanto tracce da altre persone non ce ne stanno. Mario, perché l'hai fatto? Non riesco a capire, non ricordo nulla. Dormivo nel sonno, vedevo cose orribili. Mi sono svegliato e ho visto quello che voi vedete. E chi vuoi che ti creda? Giusto, noi non vogliamo grane con la polizia. Quindi o fai scomparire il cadavere o, caro Mario, 30 anni di galera non te li leva nessuno. Tu sei pazzo! Voi siete pazzi! Io non lo conosco che stom. Allora io chiamo la polizia. Mario, noi facciamo come Pilato, ce ne laviamo le mani. Certo, ce ne dispiace per tua moglie e per tuo figlio. No! 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 Pronto? Pronto, sei tu papà? Salvatore, perché mi hai chiamato? È successo qualcosa? No, babbo, non è successo niente. Volevo sentire la tua voce e darti la buonanotte. Sono 3 mesi che non ti vediamo. Sì, Salvatore, è vero. Ma stavo appunto per chiamarti. Passami la mamma. Vieni, mamma. Ciao Mario, come stai? Bene, scusami se non ti ho chiamata prima, No, io non te ne faccio una colpa. Io lo so, ma è stato Salvatore che ti ha voluto chiamare per forza. Eppure credimi, non ci stanno minuti della vita mia che non lo penso.
Mario, sei pronto? Vengo subito. Ciao, amore. Ti lascio, sono stanco. Ci vediamo domenica. Un bacetto a Salvatore. Ti voglio. Stasera ti voglio, Mario. E io no. Filomena, la nostra situazione è intollerabile. Domani parto. Torno a Napoli. E a Milano non ci vengo più. Cambio mestiere. La voglio vivere vicino alla mia famiglia. Preferisco affrontare la galera. Sono stufo dei tuoi ricatti. Mario, è troppo tardi. Ormai ci sei e ci resterai. E poi non dimenticarti. No, non ne ho vero. E tu lo sai. Maledico il giorno che ho messo piede in questa casa. Tu sei stata a preparare tutto. Allora io adesso chiamo la polizia e diremo la verità. Così poi in galera potrai pensare ogni minuto alla tua dolce moglie e al tuo figlioletto. Ma che t'hai fatto male? Ma perché mi vuoi distruggere? Perché ti amo e ti voglio tutto per me. Quindi è bene che tu lo sappia. Lotterò con tutte le mie forze e nessun ostacolo potrà fermarmi. Non lascerò mai mia moglie, mio figlio, hai capito? Mario, baciami e dimmi che mi ami anche se è una bugia. Ma vattene! Vedremo chi sarà il più forte. Non ne parliamo più. Facciamo conto che questa lettera non è mai arrivata. Anzi, sapete che faccio? A straccio. Buonasera, Vincenzo Mascalini. Scusate, è tardi, lo so. Vorrei solamente un bicchiere di quello che voi sapete. Bevete. Bevete. Una lettera? Ma che proposta di matrimonio? È una lettera di gente che non tiene a che pensare. Gente pronta soltanto a mettere guerra in famiglia. Una cosa, non ho capito perché sta lettera l'hanno mandata proprio a me che non so leggere. Vuoi vedere che si disgraziata l'hanno mandata a me per farla sapere all'altro? Sì, no, perché? Se voi permettete, la leggo pure io qua. Bravo, ti sei imparato a leggere. Sei imparato a È vero che le lettere anonime sono quasi sempre sciocchezze, però qualche volta un fondo di verità ci sta. E io dico che Lucia... Si sacrifica troppo per marito. Vincenzo, che vuoi dicere? Non ti permettere di dicere niente sul conto di Lucia che diventiamo cattivi amici. Ma calmatevi, non ha detto niente di male. E niente devi dire. Anzi, amici, chiamici a cuccà. Fra poche ore dobbiamo andare a messa. Rimani il quarto sabato. E sempre Oggi, siamo stati. niente di meno, oggi si va e si viene dalla luna. E voi siete legati ancora a queste vecchie usanze. Senta, Vincenzo, se io potessi ritornare alle vecchie usanze che dici tu, a questa che ha scritto sta lettera anonima, o lo vassero Non Pasqualino, non vi preoccupate. Io, da guappa che sono, a questo che ha scritto questa lettera anonima lo scoprirò. Sta bene. Sei bella, Cecci. Io invece mi faccio i fatti miei. Per mia abitudine, voi mi conoscete. Io sono uno di quelli che si fanno sempre i fatti propri. Ma come no? E tu, Pilata, che ne pensi? Io? Io dico che il vino di Vincenzino... Perché sei aperta la cantina, Ma come fa la cantina pure tu? Ma che stai La dicendo? concorrenza a me. No! Dico che il vino di Papa Pasqualino, che è quello che beve Vincenzo, è il migliore di tutto il mondo. vino mio. E il vino suo è il migliore. Io vedo. Ma poi amuciniamo che arriviamo uomo canta mattina. Grande mattina. Già, a rovai. Questa è roba mia. Chi vuole fare un bicchiere di vino? Fate un bicchiere. Vieni a Ah, casa. qui, accompagna. bicchiere. Oggi da me. Ma quando lo mettete? Non ti preoccupare, sei un amico mio. Ma la faccia. Andiamo a baciarti, tirate per te, baciarti, tirate per te. La giurista che ti sapere. Ma come mi mettere in marciapiede? Viracchi, stevi... Care, la signora sta ancora sveglia? Non incominciamo adesso che ogni pelo ne facciamo una trava. Fa caldo e tiene la finestra aperta. Ma che lei? Allora secondo te la signora Lucia tiene la manta? Sì, No, quando mai? è giusto. Però oggi il mondo è cambiato. E tu, Greco, che ne pensi? E che ci stai male? In fin dei conti fanno a buon compagno. Io se la vede con donna Filomena e lei si è trovata l'amante. Stai dicendo capena. Uè, o Mascali, dai, sono quelli che si fatti suoi, sti recchi a chi stuccio, me cieco occhio, quelli che vedono e quelli che sentono, non se ne importano di niente. Greco, e se non fosse così potesse stare vicino a un uappa come me. Ovvio, Ma no, sta lettera anonima da chi? Da chi è firmata? Cicci,
Ma se quelle anonime non c'è firma, hai Non capito? c'è firma. Non c'è film. E allora com'è arrivato Don Pasqualino? E allora, Sei proprio sei proprio analfabeto, non capisci niente, capite? In fin dei conti, sei un guardaportone e basta. Categoria nobile e rispettabile, soprattutto siamo intelligenti. E se no come facciamo a leggere le lettere dei signori clienti? Ma stanno usando numeri di il milioni. la croce. E voi da dove venite? Chi siete? Calmatevi, non sono un ladro. Sono il cugino della signora Lucia. Chi Lucia? La moglie del rappresentante. Come si chiama? Ma lei che sta Fermati carogno, tu sei un ladro! Che Sangue nella pimmice rinda se gepaglia la nonna mia. Mandanitama! Mandanitama! Don Pasqualino, secondo voi chi può essere? Piano, piano, mi raccomando, nessuno ha visto niente e nessuno ha sentito niente, altrimenti si può compromettere la categoria dei guardaportoni. Che figure ci facciamo, Ti povera fermano le gente? prere, paradiso non vere. Le donne sono esseri mostruosi che si fanno chiamare donne, hai capito? Ah, visto, io fermano tu. Cammino, cammino. Non ci vada. Cammino, su. No, non ci vada. Ma anche Si gira e aspetta che la casa mia proprio passa di qua. E io quando sei arrivata, prendi il chiavino. Con chiavone. Entra, hai canna a casa mia. Allora, Se spamma la tua avanti, ma chi sta vicino? Visibile una non mi passa! Bravo! Agna, buonasera, esce da dove? Nannina va a fare pizza caricotta. Ma che lei è? Sta dormendo ancora stamattina. Buonasera, che pizza che faccio fatta? Faccio fare le chette di hummus. Ma che sto asciutto, ma che sto fravola. Uè, che re, tu stai calmo. Preparatemi una bella pizza, una nannina, raccomando. Prego, ti sei scegliata un brezzo sta Buongiorno, nanni. È chiaro, se tu sapessi che le che abbiamo visto stanotte sono cose dell'altro mondo. Ma perché che re? C'ha vista. Nanni tu dica, però tieni presente che io sono uno di quelli che si fa sempre i fatti suoi, no? Perché tu sai, io non sono abituato a queste cose. Come sacci? Tu ti fai sempre i fatti tuoi, in da casellata. E no, se la pensi così ti lascio e me ne vado e non ti dico più niente. Prego, ti voglio bene, non mi fa perdere tempo. Lucia, voglio chiamare di un amante? Ciao, mamma mia, quanta mosca che sono arrivata stamattina. Ah, mosca, moschino, zanzara, è tutto come. Ma qua mosca? Che ridi? Tu ti hai la parrucca, se no non sente niente, capito? Ah, ma eri tu? Vai. Mamma mia, che paura mi hai fatto mettere. Lucia, moglie di Mari, tiene un amante. Uè, non ti permettere di dire una cosa di questa. Io non saccio e non voglio sapere niente. Che brutta cosa quando non è creduto, E meno male che sono uno di quelli che mi faccio sempre i fatti miei. In da casellata. Da casellata. Io poi non capisco. Filomena non se la intende con Mario. Ah. E poi Nanni, dicono che a Milano c'è una casa principesca. A Milano? E come Sì, no, sì. tengono un patrimonio. Nanni, figurati. Che tengono una cucina americana con un frigorifero grandissimo. Ah, sì? Forno elettrico, lavatrice elettrica, vero? sedia elettrica. Appena mi arriva a Milano, o pigliano o mettono... Lo passeggio elettrico. No, signora. A così fanno alla fine i sacchi e manzette. State ferma. Gli mettono la casa a disposizione, capito? O farmi questo. E frenuto. E a risolere niente più. Ma perché che cosa ho detto? Niente, per carità. Solamente che il maresciallo è l'amante della moglie del barbiere. Io? T'hanno formato male. Chi li obbliga a dire che siete una moglie del barbiere? Ah, sta lingua. Buongiorno, Anna Sofia, buongiorno. E chi sarebbe stare Anna Sofia? Dove sta? Siete voi, tenete che spizza. E tu mettere pizza a Anna Sofia, che pizza mia? Uè, a Nannina la chiama Mucca Carolina. Salvatore, senti una cosa, ma ieri sera ho visto la luce accesa a casa tua, avete fatto tardi. È venuto lo zio? A casa mia. A casa mia quando non c'è sta papà, non viene nessuno. Né zia e né parente. Stiamo solamente io e mammarella mia. E io invece sto sempre sola, con mio marito che dorme sempre. Sì, per forza. Cicci! Stai ferma. Salvatore, Salvatore, senti una cosa.
ieri sera abbiamo visto un bello piezze giovane che ha domandato a noi. Sapete se Mario è arrivato da Milano? Io sono il cugino della moglie. Greco, tu vieni ai numeri, ma mo mi pulisserà pure a me. La cappigliolata, va. Cioè, Disgraziato. E a muriacci sotto il camione la nettezza urbana e t'annaita come un sacchetto a perdere. quei nanni non è giocata, abbiamo visto bene. Gli è rimasto in presa. Lui sotto cappiello a nasconduto. Ma non sa che bavarizzato. Io si scannestelle caso a sciolta. Vabbè, pazzo tu. Parlete. E adesso non mi chiono, o vuoi? O per Greco, o stai come scusato, e mo te ne hai, hai capito? O stai o no? Te ne hai. Ma stai facendo la corrida, che è arrivato il momento di uccidere il toro. E chi fosse il toro, mo? Tu, io sono la mucca Carolina e tu sei il toro seduto. Allora un numero vuoi, sì o no? Salvato, sì, dammi tu un bello numero. Greco, odierno 29. Ecco, ma no, è come giocava prima mattina. Da cena al nanino. Quanto è bello, bambino. Mario, ma può essere che non mi riconosci più? Giuseppe! Ah, quanti Ti anni trovo sono bene. passati, sempre in gamba, eh? Non c'è male. E tu che fai di te? Il solito lavoro di rappresentante, vado, vengo, sempre in giro per l'Italia. Che vuoi fare? Ma tu non stavi a Milano? A caccia di delinquenti, assassini, ladri. E mo invece stai qua? Sono venuto qui a Napoli perché sono stato incaricato di indagare negli ambienti della malavita su un caso di assassini avvenuto circa 3 mesi fa a Milano. Ah, scusami Giuseppe, devo fare una telefonata, eh? Ciao, mi ha fatto piacere, lo sai, Ciao. Severino. Allora, la scena di questa notte com'è andata? Benissimo, è stata recitata alla perfezione, come se ci stesse con un regista. Ma chi c'era con te? Gregorio, che da stamattina sta facendo il giro del quartiere per farlo sapere a tutti cambiando versione ogni volta. Ciccillo, figurati, lo voleva pure sparare. Poi c'era Pilate, va bene che quello stava mezzo imbriaco, ma non tanto da non ricordarsi la scena. E poi il nostro personaggio principale, Don Pasqualino. Per la verità Don Pasqualino mi ha smontato, poveraccio, talmente che stava avvilito. Svegliati, Vincenzo. Non ti farei mica degli scrupoli, no? Già, perché? A quell'amico l'hai pagato. Profumatamente. È già ripartito con il treno delle 2:15. Tieni, questa è la lettera che abbiamo mandato a Pasqualino. Ferma, Vincenzo. Perché che vuoi fare? Ti ho detto ferma. La signora è servita. Buongiorno, signora Lucia. Ah, ben arrivata, donna Filomena. Quanta fretta. Sta per uscire la messa. È arrivato Mario? Arriverà tra poco, Mario. Ma perché? Non vi siete incontrati sul treno? Appena arriva, ditegli che lo aspetto in fabbrica. Sarete servita. Grazie. Non mangi capito, ma tu che ricevi innanzi a sta maronna? E io la pregavo che facesse i numeri 5 e 71. Cammino a ten. Più 71. Che ci? Cicci! Pozzo passano A Luca tu, quello tuo marito Ciccillo sta facendo il cascamorto con Coletta. Ne Greco è finito i numeri e fammi un piacere. Dammi uno sguardo al magazzino quando va a casa dal marito. Se permetti lo vado a svegliare io, o voglio dire annulare in dolietta. E vedo un bello spettacolo. Mio marito tiene la cintura di castità. Ma Nanani, io vado a giocare a pallone, se viene mamma glielo dite.
Salvato, fammi piacere, vasci da Cecilia e dicele che se ci vado io, o piglia, o un basta caricotte a mozzarella, e o menchi in da piede. Uè, e dicelle che ci sta Coletta che lo sta aspettando. A chi? Ma che te ne di servitore? Quanta confidenza! Già, io mi ero scordato che stavo parlando con il figlio del proprietario del calzaturificio. Ma tu 71. Prego, se una finisce. Io ti faccio per il avanti 5 come una ripassa. scuola maccheroni. Offendi tu, Capito. offendi sempre. Capito. Ok. Ecco per voi, 55 esce sicuro. Oggi ci va a trovare una moglie vostra. Ma poi come serve sta pistola? E come no? Questi sono i ferri del mestiere. Senza di questi io non posso lavorare. Ah, che scemi, ma scordate che vi siete guappa. Ehi, e cerchi non ti scorda mai. Oggi ci, ma per diventare guappa, si va a scuola. E per forza. Secondo te uno si sveglia la mattina e dice io sono guappo? Salvatore, è un tirocinio molto lungo. Ma uno deve fare qualche pratica, non so, qualche guapparia. Sì, e come no? Io alla tua età entravo e uscivo dal porto per fare il contrabbandiere di sigarette. E mi ricordo che un'americana voleva farmi uno sgarro. Niente di bene che io con uno schiaffo facetto la coppa navi o buttai a mare. Poi pigliai una canna da pesca e lo pescai. O buttai in cielo, sta ancora in cielo. Aua, la palla, che sta sì che è grossa. Ma come? Tu metti in dubbio la mia parola. Ma tu lo sai che nella mia vita ho fatto 72 ferimenti, 4 tentati omicidi e ma non mi ricordo se ho dato 24 o 28 coltellate, ma non mi ricordo. E poi siete scetate. Gregoni, ti ha riffato ancora? E vabbè, che già devi pressa, vi aspettare. Mi è rimasto così, si chiodo. Voi avete sentito? Questo è venuto a casa mia di domenica a provocarmi e voi sapete che io la domenica non uccido mai. Oggi ci... Che brutta giornata che è schiarata stamattina. Facciamo giro dei quartieri, guardate così oggi e così. E quartiere sta città, tutta una bella canta, e quartiere sta città, tutta una bella canta. Ancora la vita! Sì, tu fa morire. Lo sai. Io mi sento male. Ma non ti trovare. Niente, ma niente, non è stato niente. Una piccola discussione con mia moglie l'ho dovuto mettere a tacere. Ma perché non la ciri da Cicillo? Pizze camera a 500 lire. Greco, ma tu fossi asciutto parte e pizza a 500 lire. Ah, ieri una nannina e veniva a 300 lire. Su aumentato, non vi fate sentire. Me l'ha già accorto pure io, aveva ragione la signora. 300 lire, sì signore. A forza 300, Sì. ma bella pigliata. L'ha già pagata, Grazie. Attenzione che scorre l'olio, Dammi i soldi. È arrivata prima lei e poi lui. Secondo me fa buona moglie che la fa corna. Prego, pier da lingua. Qui, aria netta, non aveva paura di trono. E poi in fin dei conti noi a quel bell'uomo l'abbiamo visto stanotte che usciva dal palazzo. Insomma, hai fatto zitto, mi sono mercato. Io mi faccio i fatti miei, capì? chiudere Non parli più. Ah, Buongiorno, Greco. o Mario, Signorino. Leva da innanzi un magazzino. a Rinascente. E tirato un... Non signore, più tardi, a fra poco. Ma perché che oremo? Che ore sono? Vediamo un po' che ore sono, ecco qua. Secondo il calendario gregoriano, che poi Gregorio sarei io, no? In concorrenza con il fuso orario di Parigi, la luna si trova nel plenilunio e quindi siamo in pieno cambiamento di stagione, perché è stabilito che dalla notte del 24 giugno la giornata solare comincia a diminuire minuto al giorno, iniziando così la fase avvicinamento del sole verso la Terra. In questo momento sono Reich, ma in virtù della legge parlamentare istituita dalla Repubblica Italiana nel 1962, cioè che l'ultimo sabato di maggio fino all'ultimo sabato di settembre, prima all'incirca 120 giorni in Italia, in lo regà, sono esattamente le ore, ma siccome sono quelli che le vere che le senza non ti dico l'orario, perché se ti dico l'orario sbagliato, quando succede il film non ti dico molto bene, tu Siamo sei ospitali. Ma che re? Ti è venuta una paralisi all'incontrario. A me, ma che dici? Ti sei sciolta la lingua. Sei sciolta la lingua a me? Io volevo sapere che ore è a mezz'ora. Non posso dicere. Posso morire subito. Ma perché? L'orologio è fermo, che Battendo 2 orologi, va. Ah. Battendo.
Pasquale, faccio impressa, mi sento tutto infuocato. E perché non ti vai a rinfrescare il mare se stai infuocato? Più tardi me ne vado a Chiavari. Ma le ferie non te le vai a fare? Sì, come? Me ne vado a Chiavari tutto il mese. E fai bene. Ti, qua stai il chinotto. E come stai nervoso? Ma che hai fatto? Non eri dormito stanotte? Ma che già dormì? Ho pure fatto i chili chiaro dormito. Con Pasquale, quelli mi è rimasto impresso. L'occhio sotto cappiello ha nasconduto. La signora Lucia, se faceva zitto. E dalla, voglio vedere se avevo fornito. Ma prima. Lo chiamo a pile di accicile e ci facciamo una bella partita a 3-7 a chi pava un caffè. Oh bello, ma perché non dire che fa? Io venuto già tutti i numeri. Caro, che già vennero. Dicono che c'è sta miseria, e invece vanno tutti al mare. Ti dispiace, però i soldi con l'interesse ci hai preso tu. Questa è una cosa che non ha già fatto più. Ecco, bravo. Ma come? Tu non solo presti denaro, ma quando è dopo ti ha sentito dice se mangia sangue povera gente, che le fa una brutta fine, va all'inferno, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, ma ti pigli pure il 30%. Ma quelli vanno al mare e se a tocco si trovano anche l'amante e il marito paga le corna con l'interesse. Consigli di volpe, di istruzione di galline. Parlando del corno è spuntato un diavolo. A proposito, l'avete saputo l'ultima? Maria, la moglie di Niccolo Cusatore, stai chiusi in cabina con Niccolo Capitrippa. Ti accominci. Che stai facendo? Tu sei zitello e certe cose non ne puoi sapere. La già sa sapere, perché Goletta stanotte viene a dormire dentro al letto mia. Fino nel tuo letto. Hai capito? Che lo metti da pazziare, come senza l'asso di bastone. No, ma sì, ma parmigiana e morignare. Facciamo l'accocciamento. Gesù, vedete il recchio me che andà a sentire, Cicci! Alla fornierina, alla fine chi le omma. Ma tu forse sei scemo, io sono della classe di ferro. Hai visto? Facevi il garibaldino. E dai, Napola amata, Napola bella. Eccomi qua! La ballamma sta tarantella. Si è diventato canore, carè. Senti qua, guappa 24 carati, questa è fresca, stanotte, pilata, fa l'accocciamento con Coletta, hai capito, no? E mamma te l'ha fatta a masciatella. Io volessi sapere che c'è sta tanta a ridere. Solamente perché chi sei un po' scemo, poi ci ridago. Chi sta è troppo buono. Perché io sono buona. Ma già sposata a Coletta che è buona. E ma dei milioni che se sono buona. Siamo belli, noi ci dobbiamo giocare il caffè in 2 partite solamente. Che roba, già dire un'ombra. Ma io ha già vendere. Che fa? No, e se quella viene mia moglie facciamo la battaglia di Fortalà. E pure che fa? Ci vedremo stasera. No, mi dispiace, io la domenica non posso venire. Io devo andare al night club con Cicillo a vedere come si spoglia Coletta, la moglie di Pilade. Tu hai visto a Coletta si è spogliata col tuo occhio? Ma come? Ma io sono o non sono o a per la sanità? Lo sai come mi chiamano? Occhio di lince. E io stasera, come guappo positivo e ammartinato, devo stare a conoscenza di tutto e devo sapere tutto. È cominciato l'opera e pupi. Ma buffo, a 7 ne facciamo giusto Si vede moglie, ma Tu devi fare come me. La moglie la deve tenere sempre al posto suo. Deve tacere, deve essere la schiava del marito e quando ci vogliono le mazzate devi dare pure quella. Pigliamo posto. Questa cosa che vai bene, Andiamo bene, andiamo che mi sciacca. Facciamo ambressa. Poi mi raccomando, Stasera vengo io. Cicci! Ci passano guai, si è addormentato una volta. E che giornate che ha schiarato oggi per me. Signor, buongiorno. Buongiorno. Specialità Nannina. Per tutta Napoli si parla di Nannina Pizzaiuola Guardaporta. Prima guardaporta e poi pizzaiola. Io questo mestiere lo faccio ogni 7 giorni. Ma voi siete nuovo del quartiere, non? Sono un commissario di pubblica sicurezza. Maronna. E sono venuto per delle informazioni. Vostro marito è Cicillo.